Buonasera amici del calcio a 5, siamo collegati dal mini palazzetto intitolato alla memoria di Paolo Paganelli di Cesena. Stanno scendendo in campo per la prima partita della nona giornata del girone di andata del campionato di Serie 2 Elite Girone A, la Futsal Cesena, padrona di casa, e i Saints Milano. Vi diamo già notizia della terna arbitrale che guiderà l'incontro, formata dal signor Alessandro Mella della sezione di Roma 1, il signor Domenico De Candia della sezione di Molfetta e il signor Luca Gregori di Pesaro al crono. Batterà il calcio d'inizio il bomber della squadra lombarda. Fuori per Pritoni, può calciare Pritoni! Subito Solosi a rispondere, prima conclusione. Le formazioni sono andate al riposo in svantaggio senza aver segnato nemmeno una rete. Intanto Hakimi va a scaldare ancora le mani di Solosi, che tocca la palla, la mette nuovamente in calcio d'angolo, nuovamente Pritoni. La palla dentro, Pieri sul secondo palo, il vantaggio della Futsal Cesena. Ma davvero è difficile capire dove ci sia una squadra superiore alle altre. Attenzione, Pinero, tunnel, Marassi, la conclusione, il palo, occasione enorme. Vediamo ora Saints Milano che manovra con Milani. Milani affrontato da Zandoli. Milani la conclusione, Montalti. Attenzione a Pritoni ora sulla destra. Pritoni la mette dentro. Arriva Traversari. Il raddoppio della Futsal Cesena. Andrà di nuovo Pritoni dal corner. Movimento sempre di Hakimi. Palla fuori per Gardelli. Sampaio. Milani in posizione quasi praticamente da play. Cerca di far muovere i compagni. Sanchez ora se ne va in fascia. Sanchez, la conclusione. E Montalti deve difendersi. Hakimi attaccato da Marassi. Marassi, attenzione che in pressing è un cliente bruttissimo. Gardelli per Pasolini, arriva Solosi. Serie di palle perse da una parte e dall'altra. Ora Claps che scambia ripetutamente con Marassi. Attenzione, qui c'è il secondo giallo per Marassi. Momento importante della partita. A 3 minuti dalla fine del primo tempo. Ora 2 minuti di uomo in più per la Futsal, che va subito in rete. Cristian Gardelli. Ricordiamo che tra le fila degli ospiti manca in questo momento Marassi, che è stato espulso. Conclusione traversa di Pritoni. Si parte subito alla grande. Sempre Pritoni fuori per Pieri, la conclusione e la rete meravigliosa di Niccolò Pieri. 4-0 Futsal. Conclusione al volo di sinistro di Niccolò Pieri, imparabile per Solosi. Il contributo del 23 bianconero. Attenzione ora, contropiede, 3 contro 1, 2 contro 1, Sanchez da quest'altra parte, Milani, e accorcia le distanze Milano. Contropiede rapidissimo di Sanchez. Pasolini su di lui Sampaio, attenzione, e c'è subito il 4-2 dei Saints Milano.
Attenzione, che va a cercare Gardelli, lo trova Gardelli, Hakimi! Youssef Hakimi. 5-2. Milani ora pensa al tiro, poi serve Klaps, poi Sanchez, gran numero sulla linea di fondo e il gol del 5-3 di Sampaio. A 4 dalla fine. Poi Gardelli con caparbietà va a conquistare un fallo laterale che adesso questi episodi piccoli all'apparenza diventano di importanza capitale per la futsal. Hakimi ora se ne va, la conclusione, la parata di Sorosi, Pritoni la inchioda Pritoni. Matteus sul laterale in proiezione offensiva, ancora Milano, un minuto intero alla fine. Milani lascia lì per Sanchez, che lascia lì per Klaps, che arriva alla conclusione, ancora Milani, palla dentro Matteus per il 6-4. 54 secondi al termine, non è mai finita. 6 secondi, palla per Cesena, che lascia scorrere e finisce qui. Dopo 9 partite di campionato, la Futsal Cesena, contro ogni miglior previsione, si trova in testa al campionato con 19 punti. Milano però non ha mai mollato fino alla fine, anche quando era sotto di 4 reti. A voi tutti, gentili ascoltatori, grazie per averci seguito nuovamente. Appuntamento a sabato prossimo per la partita casalinga della Futsal Cesena contro Atlante Grosseto. A voi tutti, buona serata.